Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro che stiamo per dare inizio. Mi presento, sono Lorenzo Pavan, Gastaldo della Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato, e poi vi spiego qual è l'incarico mio di Gastaldo velocissimamente. Vorrei innanzitutto ringraziare l'Ateneo Veneto e rivolgere appunto un sentito ringraziamento a tale riguardo per l'ospitalità che ci viene data, l'opportunità di visibilità in un istituto così prestigioso e venezianissimo. Allora, per primo devo ovviamente salutare la Presidente che arriverà a minuti, mi dicono, la dottoressa Antonella Magaraggia, la dottoressa Silvia Menetto che con la sua preziosa collaborazione abbiamo messo in piedi tutta anche una logistica, poi il Comune di Venezia, la Regione Veneto per il supporto economico all'evento e i relatori che andrò a presentarvi. Gastaldo. Il Gastaldo non è praticamente, anticamente noi abbiamo mantenuto come confraternita, ecco da premettere questo, le antiche denominazioni della Serenissima, Doge, Gastaldo, Cancellier Grando, Savi, non abbiamo soci, abbiamo Savi ordinari, Savi e Savi del Consiglio. Allora, il Gastaldo non era né più né meno chi teneva una parte amministrativa e un contatto con la signoria, il Doge o chi per esso, per quanto riguarda le comunità sottoposte al governo. Io molto più modestamente tengo i contatti con chi ha il piacere di prendere visione e contatto con noi e con i vari ristoratori che poi vi verrà spiegato in un secondo momento. Questo per quanto riguarda la mia figura e il mio incarico. Poi passo ovviamente a presentarvi e più che a presentarvi, a dirvi quello che è la finalità della nostra confraternita. Ha una finalità molto semplice, quella del mantenimento, di mantenere appunto viva la tradizione dello stoccafisso e soprattutto del baccalà mantecato, che con il tempo era andato praticamente perduto per mille motivi, mille ragioni, per i cambiamenti anche di gusti da parte della nostra società cosiddetta moderna. Di conseguenza si è sentita l'esigenza, soprattutto da parte di un illustre della ristorazione veneziana e mestrina che era il compianto Dino Boscarato dell'Amelia, di fondare una confraternita per poter in qualche modo salvaguardare questa ricetta. E oltre a questo ci stiamo prodigando per tante altre iniziative, anche per una chiarezza e una verità storica di quello che è stato il naufragio del Querini, il vero immettersi nel commercio dello stoccafisso che è successo quasi 100 anni dopo del naufragio, non come erroneamente a volte si crede. Ragion per cui è stata fatta una ricerca serissima nell'archivio di Stato e si è arrivato ai primi del Cinquecento e di lì si è sviluppato un libro da parte della famiglia Tagliapietra, che sono gli importatori numero uno almeno in Veneto, e da parte della dottoressa Dal Borgo, sì scusatemi, comincio ad avere un'età per la quale anch'io tutti i cognomi non me li ricordo, la dottoressa Dal Borgo, la quale c'è una verità storica. Abbiamo le due realtà, quella commerciale e storica di una famiglia che importa stoccafissi da una vita e la verità storica, e ne è partorito e scaturito un libricino che si chiama Serenissimo Baccalà, molto interessante per chi vuole informarsi a riguardo. Poi, che altro dire, se non ringraziare il dottor Alberto Tosofei, che conoscete tutti, scrittore e saggista, Anna Maria Pellegrino, nostra consorella e savio del Consiglio, esperta di gastronomia, personaggio televisivo, la potete vedere più di qualche volta in quel della Rai 3 su Geo, dove dà consigli e cose di varia natura legate, e poi una gran blogger perché scrive sempre e comunque di cucina e partecipa a un'infinità di eventi. Il nostro doge, dottor Maurizio Scarpa, che
lui vi parlerà di altri argomenti. E poi abbiamo, e ce l'ho qui alla mia destra, Franco Favaretto, chef e patron del Baccalà di Vino di Mestre. Diciamo che è una delle massime autorità, e non lo dico tanto per dire, per quanto riguarda lo stoccafisso e tutti i suoi aspetti che sono legati a come farlo, come cucinarlo, ma soprattutto il mantecato che viene fatto. Ha tenuto lezioni ai 4 angoli del mondo, perciò tutti i continenti lo hanno visto a insegnare come si fa il baccalà, e soprattutto il nostro mantecato. È insegnante all'Alma, la prestigiosa università fondata dal compianto Gualtiero Marchesi. Perciò, che dire, mi sembra che questa sera abbiamo tutti gli elementi assieme per poter gustare sia sotto il profilo storico e sotto il profilo anche gustativo, perché poi alla fine Franco ci delizierà col suo prodotto e potete giudicare voi stessi se ne è valsa la pena essere qui stasera. Ultimi ma non ultimi, ringrazio 2 confraternite, perché c'è da sapere una cosa: le confraternite in Europa sono a migliaia, in Italia lo stesso, e c'è una confraternita che riunisce, una federazione che riunisce tutti. Abbiamo 2 confraternite venete, che è la Congrega dei Radici e Fasoi, dico bene, e poi abbiamo gli amici invece della Enoteca di Portogruaro, che si occupano di vini e sono vecchi di fondazione perché hanno quasi 50 anni. Perciò tutta gente che poi alla fin fine lo fa per passione, per volontariato e per mantenere vive tradizioni e cose soprattutto genuine in questo mondo sofisticato che ci circonda. Che altro dire? Buon ascolto, buona degustazione e grazie soprattutto di esserci qui, perché veramente è prestigioso vedervi e vedere tanta gente, il che dà molto lustro anche alla nostra confraternita. Grazie ancora e, ripeto, buon divertimento, perché tutto lo si fa all'insegna del divertimento. Già ci siamo, quindi. E allora, visto che siamo all'insegna del divertimento, cerchiamo di divertirci più o meno, insomma, ecco. Io sarò, come dire, costretto a essere molto veloce, nel senso che per raccontarvi la storia delle esplorazioni veneziane, che coprono un arco di 700 anni più o meno, non basta un quarto d'ora, però insomma si possono dire tante cose nel tempo che ho a disposizione. I veneziani furono dei grandissimi viaggiatori, perché furono indomiti, coraggiosi e scoprirono terre nuove, e solo che non lo fecero mai o quasi mai per la Serenissima. Per una serie di vicissitudini si trovarono, specialmente quelli che fecero delle vere scoperte, a navigare sotto altre bandiere. Poi magari tornarono a Venezia, fecero le loro relazioni, ecco, ma in qualche modo la Serenissima non riuscì o non volle approfittare dell'abilità e della spregiudicatezza anche in qualche modo dei loro uomini in mare. Oggi cominciamo da lui, perché come dire, a lui è dedicato l'anno veneziano, sono i 700 anni della morte. Marco Polo non fu l'unico veneziano che si spinse così lontano, ne fu il primo peraltro. Lui ha il merito, così come altri, perché ne ricordiamo alcuni più di altri, perché ci lasciarono delle testimonianze. Nel caso di Marco Polo, lui col suo Divisement du Monde, col milione, cambia per sempre la percezione che noi abbiamo del lontano Oriente. No? Come dire, c'è un prima e c'è un dopo, ci vuole un po' di tempo, non è che da quando esce il milione, immediatamente cambia tutto, è un po' lunga, ma alla fine ci si riesce, e il suo nome giustamente, con vicende alterne tra alti e bassi, è ricordato ancora oggi. Ma lui non fu il primo
no? E quindi comunque ha il merito, e dobbiamo ringraziare di questo i genovesi che lo hanno fatto prigioniero e Rustichello da Pisa che ne ha raccolto le memorie, altrimenti forse neanche lui ci avrebbe pensato, no, a scrivere qualcosa. Ma molto banalmente, prima di lui, nel Cattai c'erano stati suo padre e suo zio, per 9 anni, Matteo e Niccolò Polo. E quindi anche se ne facciamo solo una questione di famiglia, no, di sicuro Marco non è il primo a essere andato al cospetto di Kubilai Khan. Però se per due veneziani come Matteo e Niccolò Polo che hanno fatto dell'estremo oriente la loro vocazione, noi possiamo parlare di altri due che pochi decenni più tardi invece si spinsero nell'estremo occidente e sono Antonio e Niccolò Zen. Noi sappiamo diverse cose di loro, ma soprattutto che furono al servizio di Henry Sinclair, che fu un principe scozzese, possessore peraltro di quella cappella di Rosslyn tanto cara agli amanti del Graal e di tutta la saga, la saga dei Templari, perché la famiglia Sinclair scozzese fu una famiglia che diede ospitalità agli ultimi Templari dopo lo scioglimento dell'ordine. Ma insomma arriva a conoscere Niccolò in particolar modo perché naufraga a nord, poi appunto noi conosciamo un altro naufragio molto importante, e viene messo in salvo, ma è bravissimo a navigare e Niccolò chiama il fratello Antonio e insieme partono con 12 navi da Orkney, dalle isole Orcadi, per raggiungere delle terre, no, che sanno di poter raggiungere attraverso delle testimonianze che gli sono giunte. E costeggiano la parte meridionale della Groenlandia, vedono da lontano l'Islanda e vanno dall'altra parte dell'oceano, in quella che loro stessi chiamano la Nuova Inghilterra e la Nuova Scozia. Tornano. No. E un secolo e mezzo più tardi un loro discendente trae dalle loro descrizioni di viaggio una mappa appunto di questa peregrinazione e si ritiene che i due fratelli Zen al comando delle navi di Sinclair abbiano raggiunto le attuali coste degli Stati Uniti. La loro navigazione viene nel 1398, 94 anni prima di Cristoforo Colombo. In un altro universo, in un universo parallelo in cui la Serenissima abbia saputo approfittare della bravura in mare dei suoi naviganti, probabilmente negli Stati Uniti si parla veneziano. Sarei anche curioso sentire, non so, Trump, cosa che viene fuori da che a bocca, però insomma, e se magna bacca, giustamente. Però viviamo in questo universo e quindi dobbiamo accontentarci, ecco, di parlare il veneziano e il veneto in casa nostra. Procedo veloce perché appunto tra est e ovest che è il sud. E un veneziano che nel 400 si spinse molto a sud fu Alvise da Mosto, o Alvise da Cada Mosto, perché io chiamava come casa sua, che è in Canal Grande. È uno dei palazzi più belli che abbiamo ancora sul Canal Grande, con una disposizione ancora molto antica di casa fondaco veneto-bizantina. Ebbene, Alvise da Mosto nel 1456 le scopre letteralmente durante un ritorno, perché lui aveva fatto più viaggi, è il primo a entrare nei fiumi Senegal e Gambia, quindi proprio siamo non alla circumnavigazione, non ancora, ma al costeggiamento dell'Africa. Tornando indietro dal secondo viaggio, dalla Gambia, si imbatte in un gruppo di isole che non stavano sulle mappe, Capoverde. A Capoverde si parla portoghese, perché lui naviga per il re del Portogallo, ha il soldo del re del Portogallo, è bravissimo chiaramente, gli affidano dei viaggi importanti, e quindi anche se abbiamo la possibilità di andare in vacanza, no. Parlando così, a ordinare spritz in spiaggia, senza problemi. Andiamo avanti. Eccoci qua. Lui lo conosce qua, non si accetta chi è questo, è Piero. Ecco. È Piero Querini. Piero Querini è un altro caso emblematico, ora mi dilungo un po' di più su di lui vista la serata, lo faccio a modo mio però, quindi gli storici non storcano il naso, perché farò anche delle battute. Ma i Querini sono una famiglia antichissima, una delle famiglie originarie di Venezia, quindi di nobilissima estrazione, che si macchiano nel 1310 della congiura di Baiamonte Tiepolo. Il suocero di Baiamonte, Marco Querini, no, viene ucciso durante la congiura
I Querini come dire, vengono in qualche modo graziati, ecco, ma questo gli costerà per sempre, per tutta la storia di Venezia, il dogado. Nessun Querini sarà mai doge di Venezia. Non di meno, alcuni si sparpagliano, no? Venezia era questo stato letteralmente liquido, fatto di tante isole, e quindi abbiamo molti Querini nei vari arcipelaghi della Grecia, e quindi come la Querini Stampalia, no? L'isola di Stampalia, o Candia, dove appunto Piero Querini aveva dei possedimenti. Lui parte da Candia il 25 aprile del 1431, il giorno propizio, il giorno di San Marco, con la sua nave, con 68 uomini, carica di un sacco di cose, tra cui vini di Malvasia, cera. Lui vuole raggiungere le Fiandre, quindi sostanzialmente il nord Europa, ma non fa i conti. Ma come fa poveretto? Col maltempo, nel senso che una volta arrivato a nord, diciamo verso il canale della Manica, siamo già a settembre, inoltrato, la sua nave viene colta da una tempesta terrificante. Ma aspetta, devo fare... Eccola qua, tempesta terrificante, che la trascina per settimane, cioè gli uomini a bordo intanto diminuiscono visibilmente perché ci viene catapultato fuori, l'alberatura si spezza, non ci sono più vele, cercano di rimanere a galla come possono, alleggeriscono la nave. È una situazione veramente disperante che li vede andare alla deriva verso nord per 2 mesi interi, cioè per 60 giorni, senza che riescano a incontrare nessuno che possa aiutarli. Hanno ormai pochi viveri a bordo, potete immaginarvi. La nave è semi-affondata, cioè stanno galleggiando su una specie di rudere, e alla fine decidono di mettere in mare delle scialuppe. Mettono in mare un paio di scialuppe, e una sola di queste scialuppe riuscirà a toccare uno scoglio. Scenderanno in 16 da quella scialuppa, che approda fortunosamente appunto nell'arcipelago delle isole Lofoten, quindi oltre, ma ben oltre il circolo polare artico. Siamo molto a nord, ed è il 14 di gennaio. Ecco. Vengono messi in salvo da alcuni pescatori che vivono in una delle isole, ma lì nei pressi appunto del luogo dove sbarcano. Si chiama Röst, per i veneziani sarà per sempre Rustene, e chiaramente, insomma, questi veneziani messi in salvo da questa popolazione che effettivamente è molto gentile, oggi l'arcipelago appartiene alla Norvegia, stanno con questi uomini e donne. È una piccola comunità di circa 120 persone che vive in delle lunghe case, vivono tutti assieme proprio come una comunità, e i veneziani che stanno lì e che li conoscono e che chiaramente sono stati salvati e iniziano a fraternizzare, scoprono un sacco di cose, insomma, scoprono alcuni usi interessanti, poi vedremo, ma c'è una cosa che li colpisce particolarmente. Scoprono che quando i rudi e come dire, tenaci pescatori delle isole Lofoten escono in mare per lunghi giorni e notti di pesca, per dovere di ospitalità cedono la moglie all'ospite. Lo annota, poi Querini farà la sua brava relazione, e noi sappiamo anche questo. E quando i veneziani scoprono questa cosa, che sembra colpirli molto, quanto pensate che si fermino sulle isole Lofoten? Una settimana? No? Un mese? No? 2 mesi? No? Si fermano 101 giorni. Poi un po' c'è il disgelo, un po' si passa quasi 3 mesi, quindi per evitare magari discussioni animate, perché dopo 3 mesi qualche rigonfiamento può anche verificarsi, decidono di tornare a casa, l'elastico di casa tira forte, e decidono, ecco qua, ecco vedete, il Mars Esao in realtà, e a terra è blu, perché so che è la prima visione, ecco, e vedete il primo viaggio in mare, e poi il ritorno, per via di terra. Querini torna nell'ottobre del 1432, porta a Venezia se stesso innanzitutto, e costruisce una sua bella relazione al Maggior Consiglio, ma ci porta per la prima volta la conoscenza appunto dello stoccafisso, di questo pesce bastone che Venezia conosce attraverso di lui per la prima volta.
Ci vorranno almeno, come si diceva prima, circa un secolo prima che davvero inizino, no, gli scambi e che il baccalà entri, per non uscire, come è evidente, mai più, prepotentemente nella nostra cucina, a seconda poi delle forme in cui si decide di trattarlo. Ecco qua, questa, no, è l'oro bianco scoperto da Querini. Oggi sull'isola di Røst, con cui ci sono, ecco qua, questo scusatemi è un'altra immagine che mi sono io da veneziano, non me ne vogliono i vicentini, ma insomma per me il mantecato insomma è carino, è mantecato. Ecco qua, sull'isola di Røst c'è un cibo che ricorda appunto il naufragio e tutta la vicenda. C'è una sola locanda che si chiama Locanda Querini, nonché la società Dante Alighieri, che studia l'italiano, più a nord del mondo. Infatti parlano molto, molto italiano, e ancora oggi, questa cosa vedete cosa significa nel tempo, ancora oggi le nostre mense, credo che il consumo pro capite a Venezia di baccalà e nel resto del Veneto sia decisamente elevato, le nostre mense vengono rifornite in gran parte proprio dagli abitanti di Røst, che sono discendenti, no, di quei pescatori che salvarono nel 1431 i veneziani, nei quali, a quanto è dato a supporre, scorre abbondantemente sangue veneziano, ma questa è un'altra storia. Procediamo con le nostre peregrinazioni. Eccoli qua. Allora, abbiamo parlato di nord, torniamo a ovest, con due veneziani, il primo non nato a Venezia ma nato a Gaeta, ma diventato veneziano perché ha chiesto e ottenuto la cittadinanza, l'altro figlio del primo e di una veneziana. Sono Giovanni e Sebastiano Caboto, che avevano casa a Casteo, in via Garibaldi. E loro navigano soprattutto per spagnoli e inglesi. E Sebastiano in particolar modo, cioè il figlio, cercherà fino alla metà del 500, siamo a cavallo tra 4 e 500, di scoprire il famoso passaggio a nord-ovest, quello che dalle Americhe, no, permetteva di raggiungere Cipango, quindi il Giappone, e comunque appunto l'estremo oriente. Anche Cristoforo Colombo, come siamo messi? Dammi i tempi. 3 minuti, 4, 3 minuti, via che corra. Anche Cristoforo Colombo portò con sé, per esempio, una copia del Milione, pensando di andare a Oriente. Avanti. Lui è Ciosotto, ma è bravissimo, è Niccolò de Conti. Lui passò un'intera vita prima di tornare a Venezia e poi a Chioggia, in Indocina praticamente, Indocina, Birmania, l'India, e la conobbe profondamente. Anche lui ci lascia, si sposò con una indiana, tornò però perdette la moglie e 2 dei 4 figli durante il viaggio, e ci lascia delle memorie straordinarie raccolte da Poggio Bracciolini dei suoi viaggi orientali, che in qualche modo contribuiscono a rilanciare anche l'opera di Marco Polo, che fino a quel momento appunto non era stata valutata proprio pienamente per tutto il suo valore. Qua siamo nella metà del 400. Un altro, subito dopo, 140 anni dopo, è Niccolò Manucci, che è il primo che svela al mondo i segreti di un harem orientale. Lui però a Venezia non ci torna mai, perché decide di fermarsi per sempre nella sua India, e però ci lascia la storia d'Omogor, che è un altro grandissimo libro, stampato, miniato in più copie, che però viene pubblicato, pensate, solo nel 1907. Facciamo un salto, saltiamo tutto il 700 e andiamo nell'800. Lui è Giovanni Miani. Giovanni Miani è un grandissimo esploratore. Siamo nel secolo delle grandi e ultime scoperte, per cui le grandi società geografiche fanno a gara tra loro. Lui vuole scoprire le sorgenti del Nilo. Non ci riuscirà. Morirà nell'impresa, nella sua seconda spedizione. Lui era conosciuto come il leone bianco dalle popolazioni africane, delle quali aveva una conoscenza profondissima, conosceva più lingue africane, e in Africa fu destinato appunto a morire. Lui era mezzo rodigino, le sue ossa riposano oggi
all'Accademia dei Concordi di Rovigo. A Venezia ci rimane molto perché il Museo di Storia Naturale ha un'intera sala Miani con tutti i reperti che lui riportò in Italia o che arrivarono dopo la sua morte, peraltro disposti esattamente come lui avrebbe voluto. È il primo caso nella storia di musealizzazione, cioè aveva già fatto i disegni con le cose che aveva comprato e trovato in giro per l'Africa. Da un veneziano africano a un altro, qua siamo già nel Novecento, lui è Raimondo Franchetti. Raimondo Franchetti ci lascia un'esplorazione della Dancalia, quindi dell'Eritrea, che allora era quasi totalmente sconosciuta. Muore per l'esplosione del suo aereo, probabilmente a causa dei servizi segreti inglesi, perché quello è un periodo un po' insomma, birichino sotto profilo coloniale. L'Italia si stava affacciando al Corno d'Africa, gli inglesi non volevano, lui era un buon tramite e quindi lo levano di mezzo. Lui è il nipote di Giorgio Franchetti che rifà la Cadoro, per spiegarci. Un altro Querini, ai Querini che piace tanto andare a nord, e lui, Francesco Querini, mentre Raimondo Franchetti viene sepolto in Africa, ed è tutt'oggi sepolto in Africa perché così ha chiesto, Querini non lo chiede, ma muore nel 1900 durante la spedizione del Duca degli Abruzzi per la scoperta del Polo Nord, e lui con altri 2 compagni di viaggio sono i 3 che non riescono a tornare, e quindi il suo corpo è probabilmente ancora oggi sepolto in qualche luogo del PAC. Di lui ci rimane una targa nella sua casa natale di Santo Stefano, di Naccale dietro Santo Stefano, un monumento ai giardini e un'isola nel mare Artico che si chiama Isola Querini, e anche una compagnia di voga e canottaggio che porta il suo nome. Ultimo in questa serie, ma non ultimo fra gli altri, è Giancarlo Ligabue, che è stato forse a Venezia, credo l'ultimo, io non ne conosco altri, ma spero di essere smentito insomma, su tutta la linea. Sicuramente è stato l'ultimo dei grandi esploratori veneziani, esploratore, paleontologo, antropologo, tiri via e fine e ti imbarchi sull'ultima parola. Antropologo, i suoi viaggi, le sue esplorazioni sono 130, hanno fatto la storia moderna dell'esplorazione. Siamo in un momento in cui anche tutto viene documentato molto, molto bene. A lui è dedicato attualmente il Museo di Storia Naturale di Venezia, che è Giancarlo Ligabue, non fosse altro perché i 2 dinosauri della grande sala dei dinosauri sono stati scoperti, riportati in Italia e donati alla città da lui. E oggi il figlio Inti continua l'opera del padre, la Fondazione Ligabue, insomma, sotto il profilo appunto storico, antropologico, è attivissima, e di questo lo ringraziamo, così come ringraziamo tutti i veneziani che nel corso, come abbiamo visto, di 700 anni, insomma, hanno fatto la storia delle esplorazioni. Grazie. Sto pensando alle parole di Alberto e a quello che mi diceva mia mamma quando volevo sottolineare il fatto che ero sempre in giro. Mi diceva che ero in movimento continuo, te a battesà con l'acqua dei folpi, quindi praticamente siamo in questo, nel DNA evidentemente. Allora, io invece vi racconterò, grazie mille. Io invece, innanzitutto buonasera a tutti e benvenuti. Vi racconterò la storia, dal punto di vista di una cuoca, la storia dell'evoluzione della dieta mediterranea e di come l'ultimo ingrediente, proprio il merluzzo, che è un ingrediente rinascimentale, ha completato questa incredibile contaminazione. Partiamo dai bravi. Lord Northcliffe, che era un magnate della stampa britannica, disse ai propri giornalisti che per mantenere vivo l'interesse dei lettori potevano contare su 4 temi infallibili: il crimine, l'amore, il denaro e il cibo. Ma solo il cibo è il fattore di massimo rilievo per il più alto numero di persone nella quasi totalità del tempo, e noi italiani lo sappiamo perché a tavola parliamo di cibo, ma non di quello che stiamo mangiando, di quello che mangeremo, di quello che abbiamo già mangiato. Quindi da questo punto di vista siamo veramente un caso di studio. E quindi cos'è il cibo? Il cibo non è solo un mezzo di sostentamento, è un mezzo di comunicazione attraverso il quale noi esprimiamo dei valori, dei pensieri. Pensate al cibo come un marcatore sociale, un marcatore temporale, e attraverso il cibo ci si integra o ci si separa. Provate a pensare al pane nero.
Pensate ad Heidi che quando viene trasferita a Francoforte nasconde i panini bianchi da dare alla nonna perché in montagna si poteva coltivare, quindi usare solo la segale per fare il pane. Provate a pensare ad una ragazza di 20 anni che improvvisamente nella propria famiglia di cacciatori toscani comincia a dire io sono vegana. Provate a pensare, pranzo e cena di quella famiglia, cosa poteva essere. Il cibo è anche un atto culturale ed è identità, non solo gastronomica, ma identità culturale. Quindi semplificando, come ci dice appunto un antropologo, le persone non hanno bisogno di cuocere il cibo, lo fanno per ragioni simboliche, per poter dimostrare che sono uomini e non sono delle bestie. E a proposito di cultura gastronomica, io vi riporto con la dieta mediterranea, che è in realtà l'invenzione di un americano. Ed è un modello costruito a tavolino, negli anni, vero Dogge? Visto un paradosso, sì, i veneziani vanno in giro per il mondo e navigano per le altre compagnie, la dieta mediterranea l'ha scoperta, l'ha inventata un americano ed è un modello costruito veramente a tavolino negli anni 50. La dieta mediterranea poi è diventato patrimonio culturale immateriale UNESCO su proposta di 4 paesi, quindi Italia, Spagna, Grecia e Marocco nel 2010, 4 paesi a cui poi si sono aggiunti altri 3, Cipro, Croazia e Portogallo. Le origini. Anni 50, Angel Keys è un fisiologo e nutrizionista americano, con la moglie della quale purtroppo non parla mai nessuno, Margaret Haney, che è una biologa, insomma si confronta con dei appunto, colleghi italiani e lui non riesce a capire perché i grandi manager o comunque gli uomini, tra virgolette, i suoi conterranei statunitensi muoiono di infarto, insomma hanno uno stile di vita decisamente molto più interessante di quello che potrebbe avere un pescatore o un operaio del Cilento o napoletano. Provate a pensare che il primo forno a microonde è stato commercializzato negli Stati Uniti nel 1957, insomma, quindi sono decisamente molto più avanti. E insomma non riesce a capire perché queste persone che vivono in un contesto decisamente molto agiato hanno un'aspettativa di vita minore rispetto a questi poveri contadini, operai e pescatori napoletani. Per cui si trasferisce in Campania nel Cilento e inizia a confrontare una serie di dati raccolti, test comparativi fatti su la popolazione maschile con una serie di colleghi sparsi in giro per il mondo e inizia la costruzione della dieta mediterranea e si capisce che affonda le radici nella storia e nella cultura dei paesi del bacino del Mediterraneo e come scrivono Capati e Montanari, che hanno scritto un bellissimo libro sulla storia della cucina italiana ed è meraviglioso, dovrebbe essere nella biblioteca di ognuno di noi, questi paesi hanno culture e cucine diverse, ma l'identità si definisce anche, o forse soprattutto, come differenza, cioè in rapporto agli altri. È la differenza che fa la differenza e fa anche la bellezza da questo punto di vista. E si comincia a capire che la dieta mediterranea non è un regime alimentare, è uno stile di vita. E quindi cominciamo con la triade con la serie degli ingredienti che via via la arricchiscono. Innanzitutto la triade, grano, olio e vino, che sono gli ingredienti della liturgia cattolica. Il corpo di Cristo, il sangue di Cristo e l'olio. L'olio che è quell'ingrediente che determina momenti importanti della vita di un cristiano, il battesimo, la cresima e poi quando il nostro caro ci lascia. Il grano però, se vogliamo essere un attimino più precisi, è legato alla divinità greca Demetra. L'olio ad Atene è di Dionisio, che rappresenta il mito della risurrezione del dio ucciso, al vino. Quindi sono tutti ingredienti dell'espressione classica. Questi ingredienti si vedono contaminare con quelli che venivano utilizzati dalle popolazioni barbariche, quindi la carne, il latte e il burro. Tanto che è bellissimo leggere Plinio il Vecchio che diceva che i barbari erano dei bambini, fondamentalmente perché bevevano questi grandi bicchieroni di latte e il latte è l'ingrediente del bambino, dell'infante, non certamente di un popolo adulto. Nel frattempo nel Mediterraneo islamico aveva preso piede una cultura che considerava il vino impuro, però i conquistatori arabi, tutto questo non ha impedito ai conquistatori arabi di insegnare ai contadini siciliani la coltivazione della vite, oltre alla coltivazione di tantissimi altri ingredienti che anch'essi entrano a far parte della dieta mediterranea. Le melanzane, i carciofi, il riso, la pasta secca, insomma, e molte spezie, oltre ad una nuova scienza medica che poi noi ritroviamo nella scuola salernitana del IX secolo. Altra cosa, gli arabi erano
molto attenti alla coltivazione della vite, non tanto per il vino, ma proprio per l'uvetta. Che fatalità, poi troviamo delle sarde in sour, ma questa è un'altra storia. Ingredienti colombiani, l'ennesima contaminazione. Ovviamente, come ci ha raccontato Alberto, abbiamo Cristoforo Colombo che va dall'altra parte del mondo, porta molti ingredienti perché è uno scambio, però ne porta tanti qui: il pomodoro, il fagiolo, il mais, le patate, le arachidi, il tacchino, il cacao, insomma, oltre al tabacco, e sono tantissimi. Quindi si può dire che la dieta mediterranea è praticamente il menù della dieta mediterranea è realizzato con tutto quello che arriva dai 4 continenti, e arriva l'ingrediente rinascimentale che mancava, che era il merluzzo. Però dobbiamo fare un passo indietro, perché Ippocrate, che era un influencer scientifico del IV secolo a.C., e tra l'altro una delle sue frasi più famose: se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, né in eccesso né in difetto, avremmo trovato la strada della salute. Questo ce lo dice il nutrizionista dall'8 di gennaio in poi, di solito, finite tutte le gozzoviglie delle feste. Lui elabora una teoria umorale, secondo la quale il nostro corpo è, diciamo così, governato dall'insieme di 4 umori: il sangue, bile gialla, bile nera e flegma. Questi 4 umori si combinano tra di loro e ci danno la salute o l'eventuale malattia. Ma com'è che combiniamo questi umori? Li combiniamo con il cibo, perché agli umori corrispondono dei temperamenti. Bile gialla è un collerico, bile nera è il depresso o il malinconico, la flegma è il flegmatico e il sangue è il sanguigno. Ancora adesso l'attacco di bile è del collerico e chi vede nero è un malinconico, quindi un depresso, e il sanguigno è anche colui il quale si sa godere la vita, insomma. Quindi abbiamo gli umori inseriti in un calendario stagionale, quindi estate, inverno, autunno, che sono le fasi della vita dell'uomo, a loro volta inserite nell'astronomia e nell'astrologia. Ancora adesso, quando andiamo a leggerci l'oroscopo, vediamo che l'Ariete governa la testa e il Cancro governa anche, l'intestino, per dire, no? E quindi ci danno dei suggerimenti su come ovviare eventuali malanni. E quindi ritorniamo alla cultura medica e medievale rinascimentale, che insisteva proprio sull'alimentazione come uno dei fattori per star bene e vivere a lungo. E la dietetica era considerata la via principale per star bene, meglio se volete della chirurgia e della farmacologia, perché la dietetica ha un valore preventivo, cioè io mangio bene e quindi sono sicuro che non mi ammalo. E quindi l'abilità di trasformare il cibo per realizzare dei piatti salubri era proprio del cuoco rinascimentale. Provate a pensare a un piatto che fa bene, che è completo e che fa bene, prosciutto e melone. Noi abbiamo un ingrediente umido e freddo e quindi non andrebbe bene, però lo aggiungiamo ad un ingrediente secco e caldo, quindi il melone con la carne. Insieme le sostanze nutritive di entrambi si completano e sistemano i nostri umori, insomma, con il gusto, perché come diceva il medico Maino De Manieri, ciò che è piacevole al gusto va meglio anche per la digestione. Però c'era un ingrediente che proprio non andava giù, ed era il pesce, perché il pesce viveva nell'acqua e quindi era freddo e umido. L'ingrediente troppo freddo e umido poteva aumentare la flemma e quindi tutti saremmo diventati, mangiando il pesce, molto più lenti. Però qual era il pesce che poteva andare bene? Il pesce di mare sicuramente, perché era meno grasso del pesce di lago e del pesce di fiume, il pesce essiccato perché aveva meno acqua e il pesce sotto sale, proprio perché il sale ha quella sua azione osmotica di togliere l'acqua. E quando poi arriva da noi lo stoccafisso o il baccalà sotto sale, è il pesce per eccellenza, è veramente la riscossa. Perché Bartolomeo Scappi, che era il cuoco dei papi, inserisce per la prima volta una ricetta in un ricettario, che è stato un vero e proprio bestseller gastronomico, che ogni cuoco rinascimentale moderno doveva avere. Pensate che sfogliandolo troverete una serie di indicazioni legate agli strumenti di cucina e vi sembrerà di entrare nella vostra cucina: i coltelli, il mattarello, lo strumento per scolare la pasta, insomma praticamente tutto. E abbiamo la prima ricetta di merluzzo alla spagnola lessato coperto di mostarda. Lo abbiamo presentato al banchetto in onore dell'imperatore Carlo V.
Diciamo che si confonde insieme alle altre 192 portate per un totale di 778 piatti, organizzato, ma era una cosa così, ci troviamo tra amici, organizzato in 5 servizi di cucina caldi e 7 di credenza freddi. I servizi di credenza, per intenderci, sono i nostri buffet. Però troviamo il merluzzo e arrivava proprio dalla Spagna, perché era in realtà baccalà. E quindi il pesce, lo stoccafisso e il baccalà è veramente il merluzzo. È un pesce serenissimo, che nasce dal Baltico, come ci ha raccontato Alberto, però rinasce a Venezia, perché il Doge vede il business dello stoccafisso e poi più tardi, quando viene il Concilio di Trento, stabilisce i 150 giorni di magro, nella grandissima operazione di marketing che ha fatto la Chiesa per far consumare il pesce alla popolazione, ci ritroviamo proprio con l'incredibile ascesa di questo del merluzzo secco, insomma. Anche perché uno dei padri conciliatori era l'arcivescovo svedese Olof Manson, e quindi lui, tra l'altro, aveva scritto un bellissimo libro nel 1555, Historia di Gentibus non lo so dire, tu che sei latino meglio di me, nella quale l'argomento principale erano le istituzioni degli svedesi, e raccontava che gli svedesi mangiavano il merluzzo, lo stoccafisso, e insomma la terra svedese era bellissima, ma essendo lui un arcivescovo, nel momento in cui consigliava del cibo buono da mangiare, il cattolico che mangia il merluzzo, sono già fuori, diventa 2 minuti, finisco, diventa sicuramente un bravissimo cattolico, insomma, e quindi la poco depredabilità del merluzzo lo fa diventare un pesce irresistibile in tutto il mondo, e infatti lo troviamo in tantissime ricette dal nord al sud, rosso col pomodoro, e lo troviamo praticamente in tutta Italia, ai fornelli dal nord al sud abbiamo anche le ricette bianche senza il pomodoro, magari con l'aggiunta dei funghi o degli amaretti sbriciolati, ce lo abbiamo anche fritto, ovviamente, fritto è buono anche l'aria, figuratevi se non è buono il merluzzo. E infine, quello che volevo sottolineare è che la dieta mediterranea racconta il Made in Italy, e il Made in Italy restituisce la trama vivente, quella incarnata del fare e del saper fare, e fotografa quella capacità di trasfigurare la povertà in tipicità che è tipica della nostra cucina. Noi stiamo cercando di farla diventare un patrimonio immateriale la cucina italiana, in realtà sono le cucine italiane, perché si può dire che ogni condominio ha una sua cucina da raccontare, e tra l'altro la dieta mediterranea è l'unica che è in grado di nutrire il pianeta senza depredarne le risorse. Un'altra cosa molto bella della cucina mediterranea e della dieta mediterranea è il fatto di mangiare insieme. Come insegnava Federico II nei suoi banchetti, molte vivande, molte lingue, molte culture, quindi molte contaminazioni. Ed ecco perché noi a tavola siamo cultura. Ricercare le origini della nostra identità, ciò che siamo, non ci porta quasi mai a ritrovare noi stessi ciò che eravamo, ma ciò che siamo diventati. Ho messo il gatto perché chiappa un sacco di like, come vi insegna la mia amica Monica, grazie. Bene, vi state divertendo un pochettino? E poi dicono sei un baccalà, no? Come per dire una cosa così un po' strana. Rigida, una cosa... Ecco, allora, intanto io vi ringrazio di essere qua, perché come Doge della Confraternita, della Dogaref Confraternita, per noi è un onore, l'ha già detto il Gastaldo, essere qui all'Ateneo e parlare di un bene che ha fatto la storia, abbiamo sentito, diciamo, oltre 1000 anni fa, e un bene soprattutto, diciamo, che si continua, no? nella dieta ed è molto salutare. Quindi vi dico 30 secondi, avete sentito la storia, avete sentito come si integra lo stoccafisso all'interno della dieta. Perché siamo qua come confraternita? Perché vogliamo mantenere le tradizioni, mantenere la cultura, mantenere la capacità di vedere questo alimento come un mezzo anche di comunicazione, di rete. E quindi la Dogale si sta occupando di, sentirete, un progetto
che cercherà un attimo di conservare e di tutelare questo bene che vogliamo diventi un bene immateriale. Tralascio ovviamente la storia che ha detto Alberto così bene, mi congratulo diciamo dello stoccafisso, di come siamo arrivati ad avere lo stoccafisso a Venezia, e l'attività della nostra dogale è quella non soltanto di studiare il baccalà, ma anche di farlo conoscere. Quindi invito tutti quelli che sono interessati a mantenere questo contatto con noi, avete trovato sulla sede dei Deplian, a contattarci e quindi ad entrare a far parte di questa grande famiglia per conoscere sempre di più lo stoccafisso, ma come abbiamo visto da Anna Maria, le migliaia di maniere con le quali questo può essere cucinato e quindi goduto. Il discorso mio, la prima cosa che devo dire, io non so cosa ci faccio qua perché sono un medico e sto parlando tra uno storico e una gastronoma di stoccafisso. E la cosa che mi ha veramente intrigato nel andare un po' fuori dalle mie competenze è che effettivamente, vedendo un po' le caratteristiche sia storiche che enogastronomiche, ma soprattutto mediche, lo stoccafisso è un unicum, in quanto una volta che è amollato, quindi una volta che è stato trattato per 3 giorni, 4 in acqua, è un alimento carichissimo di proteine, che non ha carboidrati, che è estremamente carico di vitamine e di oli omega 3 e omega 6 che noi per star bene andiamo a comprare in farmacia. Quindi invece di andare a comprare in farmacia gli oli, mangiate il baccalà. No, nel senso che effettivamente lo stoccafisso i veneziani ne avevano capito, oltre a poter essere conservato per anni sotto forma di secco, era una fonte estremamente importante per chi aveva necessità di viaggi molto lunghi, e quindi già a quell'epoca era una fonte di calcio, una fonte di sodio, di ferro, di vitamine B che sono protettive del sistema neurologico, insieme ai lipidi, l'omega 3 e omega 6. Come proteine, come vedete, non ci sono carboidrati e quindi sono fonti energetiche a lento rilascio che quindi possono essere utilizzati in una dieta perfetta. E Anna Maria ha detto tutto. Quindi, vogliamo proteggere lo stoccafisso? Sì. Come si fa a proteggere lo stoccafisso? Attraverso un'azione che metta assieme tutti quelli che sono interessati a mantenere questo bene, e quindi fare un'azione che coinvolga l'UNESCO. L'UNESCO ovviamente ha 2 grandi azioni di protezione di beni materiali, Venezia è un bene dell'UNESCO, e di beni immateriali che quindi non si possono toccare ma si possono tramandare, e l'arte liutistica piuttosto che la dieta mediterranea, la pizza piuttosto che la caccia alla volpe in Inghilterra, e ultimamente un paio di mesi fa anche il canto italiano, sono di fatto alcuni esempi dei beni materiali per l'UNESCO. E perché vogliamo proporre lo stoccafisso e le sue tradizioni come bene immateriale? Perché abbiamo visto è l'elemento principe di un ricco patrimonio culturale, ci sono riconosciute tradizioni, pratiche, espressioni culturali, abbiamo visto come nelle varie popolazioni del nord, del centro, del sud, lo stoccafisso ha aggregato comunità e ha salvato comunità da pestilenze piuttosto che da carestie. E quindi l'azione di portare lo stoccafisso a bene immateriale per l'UNESCO è una maniera anche per proteggere tutto quello che è stato nell'ultimo millennio generato da questo alimento. Ovviamente lo stoccafisso ha anche significato un'economia e un incremento sociale per chi lo pesca. Diciamo che le popolazioni norvegesi producono tantissimo stoccafisso, non lo consumano e lo vendono praticamente tutto, però loro hanno cominciato a poter capire come comunicare, e difatti quello che è stato dato a Piero Querini è stato in simbolo proprio lo stoccafisso. E Alberto ne faceva prima menzione,
L'Italia è il paese che praticamente consuma l'80% dello stoccafisso che viene prodotto nelle isole Lofoten e quindi in Norvegia. Come vedete qui c'è, diciamo, in milioni di euro, noi abbiamo un consumo di circa 560 milioni di euro all'anno di stoccafisso in Italia. Però se noi cerchiamo di proteggere lo stoccafisso come bene immateriale, automaticamente proteggiamo tutto un terziario e anche un primario, cioè chi pesca lo stoccafisso, diciamo, nelle acque fredde del Norvegia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire anche cominciare a pensare all'ambiente, alle microplastiche, alla temperatura, al clima, in quanto per avere delle coltivazioni di stoccafisso importanti abbiamo bisogno di una temperatura adeguata dell'acqua, di una purezza dell'acqua particolare e soprattutto della capacità poi di prendere lo stoccafisso e di processarlo immediatamente, appendendolo per la coda e togliendo quindi tutto quanto il sangue dalla coda. Oltre a questo abbiamo visto la meraviglia delle isole Lofoten, il fatto di avere un bene di questo tipo conservato e protetto vuol dire anche aiutare le popolazioni, diciamo, di questi fiordi ad essere visitate e quindi avere, diciamo, anche una protezione del turismo e di tutto quello che riguarda appunto il turismo. Quindi vuol dire avere una collaborazione nazionale e internazionale, vuol dire riuscire a collegare tutte le persone che sono all'interno di questo ecosistema e quindi creare, diciamo, una rete. A questo punto quello che è stato fatto diciamo, come azione iniziale, a luglio dello scorso anno la confraternita, insieme ad altre confraternite, a produttori, a universitari, a giornalisti, a pescatori, a produttori di stoccafisso, tutta questa bella gente si è trovata in Calabria e ha fatto, non pensavo che si potesse fare, un congresso di stoccafisso. Ho partecipato a centinaia di congressi e adesso ho partecipato anche a un congresso dello stoccafisso in una zona che, come vedete qui, sembra le Maldive e invece è vicino, diciamo, a Reggio Calabria. In questa occasione abbiamo creato un gruppo di lavoro, formato da universitari, formato da presidenti di confraternite, da produttori, e abbiamo cominciato un lavoro. Abbiamo cominciato un lavoro per proporre questo bene immateriale all'UNESCO per essere protetto. La prima cosa che diciamo, ci si è così posti è come lavorare tutti assieme, perché diciamo, ho trovato un gruppo di persone che erano molto esperte singolarmente, però diciamo, non avevano idea di come lavorare assieme. Allora, la cosa che è stata chiesta alla confraternita è cercare di trovare un aggregante che potesse in qualche maniera mettere in connessione tutti quanti gli interessati, cosiddetti stakeholder di questo mondo, e quindi connettere pescatori, rivenditori, conferenzieri, piuttosto che marketing, piuttosto che influencer, piuttosto che professionisti della salute e quant'altro. Io sono uno che lavora sulle malattie rare. Il 29 di febbraio di questo mese vi invito a sentire, perché sarà la giornata mondiale delle malattie rare, ma attraverso il lavoro delle malattie rare come medico, se non lavori insieme, non lavori in rete, non lavori mai. Allora, quello che è stato, diciamo, il contributo che noi abbiamo dato come confraternita e io personalmente è stato aiutare tutte queste eccellenze a cominciare a lavorare assieme. Secondo un modello che abbiamo inventato nel mio campo, che è questo, dei centri di riferimento europeo, dove io ho collegato 101 ospedali in 27 paesi, più di 3.000 medici che lavorano per circa 250.000 pazienti e che è una delle punte di diamante della Commissione europea. Ho detto, se siamo riusciti a fare un'operazione di questo tipo, lo possiamo fare anche per lo stoccafisso. Quindi ho creato un pochettino quello che è stato l'opinione e tutto il pattern che noi abbiamo sviluppato all'interno del mondo medico. In fin di conti lo stoccafisso è un alimento molto sano. Abbiamo condiviso con la confraternita questo sistema, l'abbiamo proposto e abbiamo creato, diciamo, lo Stockfish Roadmap, cioè il fatto di traslare esattamente quello che viene fatto in medicina, quello che viene fatto in rete. Teleton è sicuramente, diciamo, una delle maggiori agenzie che lavora in rete per le malattie. Ecco, quello che abbiamo fatto con Teleton l'abbiamo fatto anche qui.
questa Stockfish Roadmap che vuole, diciamo, raggruppare tutto diciamo, il mondo intorno allo stoccafisso. E quindi abbiamo pensato di fare quello che ha fatto anche Querini, cioè cominciare ad avere una circolarità, no? di visione e quindi un mantenimento proprio per questo. Quindi abbiamo formato questo gruppo, abbiamo cominciato a creare insieme agli amici anche un sito che adesso viene ad essere implementato proprio perché attraverso la collezione di eventi, di ricette, di luoghi, di storia, di ricerca, di libri, si possa in qualche maniera dare all'UNESCO tutto il materiale per poter dire questo bene deve essere mantenuto, ma deve essere anche sviluppato perché diventa un indicatore anche climatico per quello che riguarda proprio l'ecosistema. Quello che voglio dirvi è che stiamo lavorando anche per poter portare questa idea sempre di più avanti. Adesso avremo, e vi invito tutti a Bassano, questo International Meeting for Stockfish Heritage, proprio perché attraverso questo lavoro si vuole creare un unicum che possa in qualche maniera, come vedete qui elencati, unire tutte le confraternite italiane che si occupino di stoccafisso, che vogliano, quindi sono molto contento che diciamo, ci siano i confraterni di altre confraternite qui, in maniera tale che si possa lavorare tutti assieme per creare appunto una rete, una forza e quindi dare a Pietro Querini anche una certa giustizia. Lui ha fatto così tanto, se l'è goduta 101 giorni diciamo in Norvegia, però insomma in piacevole compagnia, e noi in piacevole compagnia diciamo di quello che lui ha portato vogliamo proprio creare un qualcosa che dia continuità allo smalto di Venezia, continuità alla dieta mediterranea, salute per quello che riguarda noi medici e quindi diciamo avere un qualcosa che sia veramente protetto, che sia veramente espressione di una venezianità e che intorno a questa espressione di venezianità ci sia veramente il mondo, l'Europa, perché siamo riusciti attraverso questa operazione a identificare italiani all'estero che mangiano stoccafisso e che preparano stoccafisso in determinate maniere. Abbiamo diciamo, collaborazioni con la Nigeria, perché la Nigeria praticamente prende parte dello stoccafisso per creare alimenti iperproteici, Messico, Portogallo e questa azione diciamo, capitanata dalla Norvegia ovviamente verrà presentata quest'anno all'UNESCO e quindi io spero di poter organizzare un altro meeting con gli amici per poter dire abbiamo finalmente avuto questo progetto. Quindi io vi ringrazio e vi dico abbiamo chiuso un po' il cerchio, però adesso io volevo invitare Franco Favaretto in questo momento, Franco che ci dirà un attimo quello che adesso faremo. Ma intanto grazie. Perché poi alla fine la cosa più bella è che al di là di tante chiacchiere adesso avremo diciamo un piccolo pezzettino di baccalà mantecato per sentire quanto è buono. Anzi fermami perché sai io sono timido, quando sì. Tanta gente davanti mi blocco non riesco mai a parlare. Parliamo di baccalà? Oh, adesso parliamo di baccalà. Qual è il problema? Che noi chiamiamo baccalà ma è stoccafisso. Poi la cosa più interessante è che non era in programma. Qui in sala stasera abbiamo proprio un norvegese vero, un vero produttore di stoccafisso, uno che fa parte della storia, e proprio dell'isola di Rost. Quindi Ulla, puoi alzarti un attimo per piacere? Grazie. Ulla Pedersen. Lui non so se sei la quinta generazione della Glea? Quarta, quinta? Adesso l'ha rovinato un po' perché si è innamorato di un'italiana, ha fatto una figlia italiana, italo-norvegese, quindi e sua sorella gestisce proprio il ristorante chiamato Pietro Querini a Rost. Quindi più vero di questo abbiamo l'originale a Venezia. Devo dire anche che io da 20 anni giro per quei posti bruttissimi e quando vado nell'isola di Rost dove c'è ancora gli avi che hanno salvato Pietro Querini, non sopporto più che mi dicono solamente quelli brutti, bassi, con la pancia e coi capelli neri del Franco cugino Querini. E i bei no. Cioè, i miei parenti veneziani sono i brutti. Vabbè. Allora, appunto, la cosa più interessante è che
capiamo, qua siamo di qua del ponte, quindi che tutto quello che noi chiamiamo baccalà è stoccafisso. Sbagliamo da quando Pietro Querini è arrivato a Venezia e si parlava latino e veneziano, quindi pesce bastone, bacculus, da latino, baccalà, si suppone, poi la verità non si sa. Cosa dire? Io per colpa di sta roba che spusa, sono 23 anni che giro per le Lofotne e mai aver creduto che questo pesce mi avesse fatto veramente girare il mondo. Abbiamo pochi minuti, non possiamo chiarire gli aneddoti che quando in Giappone mi dicono: Franco, dove a Venezia asciugate il pesce? No, Venezia arriva a secco. Come voi mangiate baccalà? Sì, sto capendo. Perché? Perché Pietro Querini, Cano Fragan, boh. Cosa dire? Sfatiamo il mito del ragno, sapete che non esiste? Il ragno. Ragno non esiste? Sapete, no? Boh, qui dei 90 anni ormai che ne pochi, perché se non ti mi dà quello che è una pina per su, per i vecchi, noi siamo i primi al mondo che battiamo lo stocco. E nelle barche, nei vascelli della Serenissima, nelle galee, si sono salvati perché morivano tutti di pellagra, mangiavano solo polenta. Dopo il Quinto Concilio di Trento, io non sono uno storico, sono un cogo, mettevano a bordo questa cosa secca che costava pochissimo, la buttavano in acqua, la tiravano su, era sempre duro, e io cominciavo a dire a sé, e batterlo. È così, cioè, no, è così. È lì che è nata Puente Bacà, mica Vicenza. Mi dispiace i vicentini, ma Puente Bacà è nata in barca. No, non era una vicentina, era un pesce bagnato, bollito, cotto e Puente Bacà, cioè semplice, no? Perché noi altri siamo molto di a testa, ma si incazzano. Io insegno all'Alma e gli dico non chiamatemi chef, chiamatemi artigiano della cucina, poi mi hanno chiamato segreteria, non può farsi chiamare artigiano. Master chef. Adesso tutti gli stellati per colpa nostra, Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato, 10 anni di festival, 10 anni di festival, 6-7 stellati hanno vinto, adesso gli stellati hanno lo stoccafisso nel menù. Cosa dire altro? Come si fa il baccalà mantecato? È la cosa più semplice del mondo. Stocco bagnato 3 giorni 3 notti in acqua, l'importante è che non superi mai 5 gradi, perché tuttora Tagliapietre mi chiama, mi porta i colleghi, hanno preso l'ultra prima scelta e spusa. Ti arrivi e quando ci sono 3 generazioni, noi abbiamo una storia di stoccafisso, tutti qua in Veneto, no? Tra parentesi, il Veneto consuma, non è la regione che consuma più stoccafisso al mondo, è la Campania. C'è qualche campano qui dentro? No, io li uso solo seconda qualità. Il Veneto consuma l'80% dell'ultra. No, ma io dico ridendo, ma è tutto vero. Noi siamo i polentoni, gli unici che spendono tutti questi soldi per lo stocco. Usiamo più dell'80% dell'ultra prima scelta. Quando mi dicono quanto costa il baccalà, quanto costa? 22 scelte, 22 tipi. Noi appunto usiamo l'eccellenza, siamo gli unici polentoni che spendiamo tanti soldi per lo stocco. Dopo c'è qualcuno che lo rovina, mi aggancio a prima, vado a questi ristoranti anche super storici, quindi 3-4 generazioni, mi aprono il magazzino, mi dicono qua favorito, come dire, esce qua il Mona, che adesso sa tutto io. E c'è il vascone e bagniamo con l'acqua che pissa. L'acqua che pissa, se il rubinetto aperto dentro non serve a niente, perché di sicuro del rubinetto non mi esce a 5 gradi. Quindi anche se io ho un'ultra prima scelta e metto 10 pesci su questa vasca di marmo che metteva Trisnonna, in mezzo l'acqua non gira, e io, se dice parlo veneziano però, fa il boio. Cosa vuol dire? Che diventa rosa e puzzolente, spuzza da morire, ok? E rovinano anche l'ultra prima scelta, quindi come diceva Gualtiero Marchesi, noi italiani abbiamo i più bei prodotti di tutto il mondo, la natura ci regala carne, pesce, verdura, formaggi, olio. Se il cuoco è così bravo da non rovinare il gusto naturale, è un grande chef. Basta, quindi si bagna 3 giorni 3 notti, si apre, si toglie la lisca e il bueo, anche se appunto tutti le chiamano tripete perché Carmona è mio amico Carlo Cracco, ha visto tripete in televisione, è la vescica natatoria. Io quando servo nel mio ristorante dico parte nobile, la parte più nobile dello stocco, perché i vecchi battitori avevano diritto, perché dopo battuto dovevano aprirlo per farlo diventare ragno, no? E
metodo di misura dell'altissima qualità di uno stocco è il bueo bianco, cioè la vescica natatoria bianca, perché è la cosa che va a riunirsi prima in un colpo, una scottata di caldo o di freddo durante l'essiccagione. Ok? Quindi quando il bueo è candido vuol dire che è stato essiccato perfettamente. Cosa facevano? Per diritto, per legge della Serenissima, potevano strapparne uno ogni 10 pesci. Dopo che iniziava di più, che via. Se non c'è solo veneziani che batteva. Quindi chiudevano il pesce, e per dire ragno, dopo vi dico da dove deriva ragno, chiudendolo, battevano una pinna per su e una pinna per giù, perché in natura a peso le pinne sono per giù, battevano una pinna per su. Quindi io ancora, il vecchio avvocato di Milano, sono venuto a prendere lo stocco per la zia che ha 97 anni, se glielo porto a Milano con la pinna per su, una per su, non c'è ragno. Ormai insomma qui 97, anche perché adesso si batte dentro i rulli, quindi ragno deriva in mezzo alle due guerre, il più grande, più bel prodotto arrivava dal produttore Ragnar. Ragnar, nelle balle da 50 kg si marchia il nome del produttore, e Ragnar si scrive Ragnar. Ragno diventa da quello. Tutte putanaie da quando so puteo che sento, no? E a pe, ragna a te, in trasparenza i ragni, tutte buie. Sì, noi viviamo di questo mondo. Cioè, quando ho cominciato io, a 5 anni mi portavano a vedere se ero bravo la battitura dello stocco. Quando ho cominciato, che sono andati in mezzo a spusa. A 10 anni lo odiavo perché dovevo piegarlo dentro i tini di legno per bagnarlo, e dopo, quando ho cominciato a lavorare dalla meglia, da boccia, ho cominciato a fare mantecato. Quindi io sono uno di pochi, ma non per ridere, che quando lo apro riesco a leggerlo. Tu finché non lo apri non lo leggi. Quindi i norvegesi, non devi ascoltarmi, non sanno com'è dentro, perché noi importiamo molto di più dell'80%. Adesso c'è la Nigeria che gli sta rompendo un po' le balle, ma prima mangiavano solo le teste, la Nigeria, adesso mangiano anche lo stocco di qualità. Ah sì, perché la testa non arriva in Italia, neanche a terra. Viene su, viene viscerato, decapitato, si tiene la sacca delle uova per il caviale, i fegati per l'olio, il fegato di merluzzo, tutto quello che è gli intestini vanno in acqua. Le teste poi al pomeriggio i bambini tolgono le guance e le lingue, e poi vengono infilzate e riappese all'aria, che si asciugano. Il 50% delle teste vengono macinate per insaporire i mangimi animali, e il 50% va in Nigeria, sempre andato in Nigeria. Fanno bollire dentro le zuppe e verdure, non provate, se è una roba orribile. Si spusa. Cioè, voi passate in macchina all'elofone con i finestrini chiusi, senti una spusa da marzo, qualche teste. Basta, ce l'ho fatta? Boh, basta. Adesso il mantecato va fatto stoccafisso, bollito, pelle e polpa senza spin, perché una volta che aveva visto Bogillo con spin su, terribile questo, perché tu quando lo apri e lo leggi e vedi che è mucoso, scottato a freddo, i cuochi insomma hanno imparato, tolgono, lavano, puliscono tutto. I vecchi una volta bogiva con spin e tutto, terribile, perché come dire, far bollire, farvi capire, un vino che sa di tappo, se lo faccio bollire faccio un concentrato di tappo, quindi se lo faccio bollire se è mucoso o no, la spusa non va via. Quindi va bollito in acqua fredda, alloro, limone, sale e basta. 2 bollori, spengo l'acqua, tolgo l'alloro e il limone, lo lascio in guardura che si diventa tiepido, vado a scolarlo, ormai a teccia col bastone per fortuna non avevamo più, noi lo mettiamo in planetaria con la foglia, non con la frusta, perché la foglia riproduce un vecchio movimento a mano che mi tenevo a pignata e mia nonna girava col bastone. 1 a 1. Cosa vuol dire? 1 chilo di polpa e pelle, 1 litro d'olio, 3/4 di girasole, 1/4 extravergine delicato. Voi quando andate a comprare il mantecato fatto ormai in tutta Europa, per capire la qualità girate e leggete gli ingredienti. Se ce ne sono più di 3, sono 7 righe di solito. Stocco, olio e acqua e cottura. Allora il limone nella bollitura, un pugno di sale. Basta, grazie. Grazie mille. Allora adesso bisogna che diciamo... Sì. Castaldo, per la degustazione? Allora, scusatemi,
Allora, adesso allestiamo più presto possibile la degustazione del mantecato. Ragion per cui abbiate un attimo di pazienza. Io aggiungo 2 note di colore che prima non mi sono ricordato. Avete visto, abbiamo i tabarri. Il tabarro è venezianissimo e chi ce li ha confezionati, che è il taparificio Zara, ha voluto, in omaggio alla venezianità, all'essere ambasciatori di questo prodotto, di fornirci la fascia rossa all'interno, come avevano i baili una volta che erano con il rosso. Poi lo stoccafisso, che come avete visto è appeso per la coda, noi l'abbiamo voluto nobilitare mettendolo in verticale e con il corno dogale sopra, in maniera da renderlo un cibo già più nobile, perché almeno nei miei ricordi di ragazzo, io ho già 68 anni, era un mangiare povero, era un mangiare che si trovava facilmente sulle tavole, poi dalle famiglie cattoliche praticanti il venerdì non si transigeva. Mia nonna lo faceva, che poteva benissimo portarci in Transilvania ad uccidere i vampiri, perché lo caricava d'aglio in una maniera terrificante, e il mio maestro, che non era uno che si faceva prendere, diceva: bambino, cosa che ave mangiato a casa? Mantecato, maestro, e si sente. Perfetto, grazie, perfetto. Ecco, per dire quello, le fagioli, queste cose qua che erano mangiari poveri, adesso sono diventati mangiari ricchi. Io spero, come ha detto anche il mio Doge, che vi siate divertiti a sentirci. Non abbiamo velleità accademiche, però abbiamo veramente una passione grande per questo cibo e perché rimanga veramente nelle tavole, almeno quelle veneziane, per non dire di tutta Italia. Grazie ancora. 2 minuti, Franco arriverà con il prodotto là in fondo. Io mi scuso per le sue intemperanze, perché è il mio alter ego, ma non posso ogni volta venire con una bacchetta e darghe, perché lui è così, è vulcanico, parla con tutti, parla il veneziano. Posso raccontarvi un aneddoto finché ci prepara? Allora, lui è a Melbourne, fa fatica con l'inglese come faccio io, se non forse di più io di lui. Gli arriva vicino un signore e questo gli continua a fare domande in inglese, e quando capisce dice yes. A un certo punto lo guarda e dice: scusa, ma ti sei da cosa? Sì. Allora cosa ti parli inglese? Yes. Si è scoperto subito il chioggiotto, c'è poco da fare. E ho notato che anche prima il nostro illustre Toso Fei ha fatto subito un distinguo, che sì, aveva vissuto tanto a Venezia e poi è andato a Chioggia, cioè, ma che se capisce è l'eterna guerra di noi di Venezia con quelli di Chioggia, si sa. Io ho avuto anche la fortuna, non lo so quanto, di avere una cognata chioggiotta, ma stendo un velo pietoso. Ragion per cui Franco, vieni avanti con sto bacca. Allora, che dire intanto? Noi avremo anche un presente per i nostri relatori. C'è la signora che voleva più che divertire, arricchiti. Sì, signora, ci sono tante leggende, tanti miti che non esistono proprio, e Franco qualcuna ve l'ha anche tolta, ma anche quella del Querini. Querini è stato un input. Querini ha creato... Oh, eccolo qua, Sua Maestà il baccalà mantecato. È un mito che si è portato avanti, che è stato il Querini portarlo a Venezia. In realtà è stato invece un commerciante delle Fiandre che ha cominciato il vera grossa importazione via mare, che prima veniva solo via terra ed era relativamente piccola. Ecco, tutto qua. Per il resto, se avete opportunità di trovare, di acquistare il Serenissimo Baccalà, e non lo dico per fare della promozione, lo dico proprio perché è un volumetto prezioso per avere un'idea storica ben precisa di tutto. Allora, che dire? Buona degustazione.